Ciao ragazzi, 15 paste e un caffè. Che la femo? Quando c'è di mezzo Emiliano può succedere questo e molto altro. Cominciamo allora, no? Com'è stato trasferirsi dal centro, da un panificio storico a una pasticceria? Beh, fondamentalmente la cosa principale che si nota è che si dorme 3-4 ore in più la mattina. Quella... No, dai, adesso a parte gli scherzi, no, è un passaggio non facile, però bello, interessante e stimolante soprattutto. Anche perché c'è affinità di mestiere, ma è tutta un'altra cosa la pasticceria rispetto alla panetteria, no? Sicuramente sì, facevo già un po' di pasticceria perché comunque facevo la pasticceria da forno, diciamo. E la base, anzi forse del panificio mi va bene la pasticceria perché in tutti i lievitati, in tutte le paste, quelle lì sicuramente mi torna utile. Però c'è tanto da studiare, tanto da provare e impegnarsi, quindi sicuramente. E poi c'è un altro motivo che ha originato questa scelta. La voglia, la capacità, il piacere di venire incontro alla passione di sua figlia Martina, provetta pasticcera. Guardate un po'. Avanti qua. Quello che mi ha fatto decidere di fare questa cosa è soprattutto anche la passione che ha mia figlia per la pasticceria. Lei ha fatto la scuola di pasticceria appena finita da pochi mesi e quindi anche, diciamo, in prospettiva di quello che può essere il suo futuro ha aiutato a decidere. Quindi è un investimento anche per lei questo? Sì, sicuramente. E quanto ci hai messo di tuo qui dentro? Qui dentro di mio ci ho messo tanto lavoro perché oltre, chiaramente dover investire per fare una qualsiasi attività, ci ho lavorato tanto perché tutto quello che vedi qua, diciamo, di legno l'ho fatto io prima di partire, quindi ho fatto anche il falegname, vedi, sono passato da panettiere a falegname prima di fare il pasticcere, ho fatto tutto quanto l'arredamento qui, il banco, tutto quello che c'è, diciamo, tutto quello che vedi ci ho messo del mio, diciamo, ecco. Tu sei partito forse nei mesi più difficili della storia veronese, perché aprire e avere un'attività durante i mesi del lockdown non deve essere stato semplicissimo. Sì, diciamo, inizialmente abbiamo fatto un mese di lavoro e poi ci ha fatto chiudere. Inizialmente è stato un po' un trauma, anche se, visto tutti i lavori che ho fatto, ho approfittato per riposare, che un po' mi serviva, però ovviamente non è stato così facile. La ripartenza, adesso stiamo ripartendo praticamente, ma mi sembra che vada bene, la gente è contenta, i commenti sono sempre positivi, quindi questo fa ben sperare. Abbiamo tutto quanto pronto qua dentro per fare lo strudel, siamo pronti, abbiamo tutto il necessario, ci sono le mele, l'uvetta, i pinoli, c'è del pan di spagna macinato, la cannella ovviamente, non tantissima perché sennò non piace con troppa cannella. Cos'altro? La ricetta tua, Emiliano? La ricetta in realtà è di mia mamma. Quando ancora ero piccolo andavamo in ferie in Alto Adige, a Maranza per la precisione, e dormivamo in rifugio, gli facevano lo strudel che era speciale. Mia mamma, a forza di rompere le scatole un anno dopo l'altro, si è fatta dare la ricetta, e la ricetta è questa praticamente. Ma il segreto è negli ingredienti o nella sfoglia? In tutto quanto, perché gli ingredienti devono essere buoni, quelli che ci sono dentro, sia dal punto di vista del tipo di ingredienti, ma anche la qualità dell'ingrediente, e lo stesso per la sfoglia, che non è sfoglia, non è né sfoglia né pasta frolla, viene detta pasta matta, viene chiamata, è una pasta che è proprio per lo strudel. Pasta matta, che vuol dire che non è né carne né pesce. Esatto. Ecco, questo è ancora uno dei dolci di punta di quello che fai tu? Sicuramente sì. I dolci che facciamo sono tanti, la maggior parte rispecchiano la tradizione, ovviamente con l'innovazione delle tecniche moderne, però le ricette sono sempre quelle, o di mia nonna, o di mia zia, o dei suoi amici, ma le ricette sono sempre quelle. Poi sta entrando un po' la pasticceria moderna, ovviamente, perché adesso mia figlia ha appena finito la scuola di pasticceria e ovviamente è più giovane e quindi ama di più la pasticceria moderna, insomma. Tu hai attuato una trasformazione che non è totale, fai ancora cose salate. Faccio ancora cose salate, sì,
e adesso uno, diciamo, degli obiettivi è quello di fare anche tutto quello che riguarda la pausa pranzo, per cui è pasticceria, quindi sono tutte le colazioni, le merende, che però manca un po', diciamo, quello che è la parte della pausa pranzo, che a me piace per passione mia personale, quindi adesso faccio le piadine, che mi faccio io la pasta e tutto, poi devo fare le bruschette, pizze, qualche insalatona, magari anche d'estate anche qualche piatto freddo, insalata, pasta fredda, insalata di riso, cose così, insomma. Ecco. Sapete perché sono venuto a trovare Emiliano? Innanzitutto perché è un amico e poi perché qualche mese fa ha deciso di dare una svolta importante alla sua vita. Prima faceva il panettiere, il puro panettiere con qualche dolce, adesso si è trasformato. Fa il pasticcere, che è un lavoro che sembra fine, in realtà racchiude molte incognite e soprattutto si è specializzato nell'attenzione alla sua terra. Guardate. Quanto c'è di Lessinia in quello che stai facendo? Ma secondo me tanto, nel senso un po' per la passione che ho io della Lessinia, perché come sai ho sempre andato in bicicletta a camminare, la Lessinia mi piace tanto, quindi cerco di portare qui sia la gente che ama la Lessinia, ma anche i sapori, perché comunque uso dei prodotti anche della Lessinia, per esempio la ricotta, il formaggio della Lessinia sicuramente sono importanti, ma anche i salumi e tutto quello che di buono che viene fatto in Lessinia, che non è poco. Il sogno tuo qual è? Sogno mio, lavorare bene e vedere che quello che faccio è apprezzato. Tutto lì, è semplice e allo stesso tempo non è così facile. Com'è stato abbandonare un'attività storica, perché era 20 anni che eri là? Sì, erano 20 anni non sono pochi, infatti un po' di nostalgia, diciamo, c'è, e soprattutto la paura di lasciare qualcosa a cui hai dato tanto. Fortunatamente è subentrato a me Mauro Ferrari, che ha molta passione, ha voglia di fare, vedo che porta avanti un po' quello che era la mia idea di fare, non tanto per fare ma per far bene, molto legato alla Lessinia anche lui, quindi cioè, penso di aver lasciato il mio lavoro in buone mani. Dopodiché tutto quello che comunque riguarda la pasticceria da forno che facevo prima continuerò a farla, perché comunque il negozio che rimane come adesso, quindi c'è mia sorella e tutta la pasticceria da forno che facevo prima, tutta la pasticceria confezionata, biscotteria, tutto quelle cose, continuerò a farla e quindi chi andrà al panificio troverà ancora quello che trovavo prima. Sapete come si chiama la sua pasticceria? Allora, è una pasticceria, quindi l'elemento simbolo è lo zucchero, dolcezza, zucchero. Siamo a velo, quindi provate a indovinare come si chiama? Zucchero a velo. Idea tua? Sì. Fantastico. Un po' assieme, diciamo, però sì, all'inizio era mia. Com'è stato ricominciare, Emiliano? Non facile, ho dovuto studiare, impegnarsi, però mi sembra che sta andando tutto bene, dai, siamo contenti. Stiamo Bella partendo sfida. bene. Una bella sfida sicuramente, sì. E te invece, più che cominciare, mi sembra che hai finito qua. Allora, mi sembrava 15 pastine se non ricordo male, vero? Sì, aveva poco tempo, capito? Ah dai, la prossima volta faremo 30. Bravo, insomma, bisogna venire incontro agli amici. Grazie Emiliano, Grazie complimenti per questa nuova avventura. Grazie. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima cantierata e alla prossima colazione, stavolta 40. 40 No, pensavo più.